Buonasera da Adriano del Polesine. Questa sera, martedì 23 maggio, seguiamo nello stadio comunale la finalissima del 14° Memorial Daniele Santarato. Pubblico numerosissimo per questa finale che ha visto sfidarsi Adriese e Union Vis. In questo mese, tanto è durato il torneo, si sono sfidate le squadre Under 17 del Rovigo, della Clodiense, del Portoviro, del Cavarzere, della Piovese e della Tagliolese, oltre naturalmente Adriese e Union Vis. Ospite d'eccezione Aldo Serena, grandissimo bomber di Juventus, Inter, Milan e Torino, ed apprezzatissimo commentatore tecnico televisivo. Oltre ad Aldo Serena, l'ex portiere di Serie A e B, Luigi Gigi Simoni, argentino Pavanati, consigliere regionale FIGC e l'istituzione pubblica di Adriano del Polesine con il sindaco in testa. Oltre a Mara Santarato, figlia di Daniele, al quale è dedicato il torneo. Per la cronaca vince il torneo l'Adriese contro l'Union Vis 3-1. Iniziamo con le premiazioni, con la consegna di una targa agli arbitri, perché effettivamente spesso li critichiamo, però sono un elemento importantissimo del nostro sport. Quindi l'Associazione Italiana Arbitri, la sezione di Adria, che hanno arbitrato tutte le partite, e la preghiera di consegnare a Moreno Gigo il riconoscimento quale miglior arbitro della competizione. Premia Lino Crepaldi, dirigente dell'Arianese. Lino, per cortesia, qua io vedo che vi allontanate sempre di più, qua, vi voglio qua. Lino, per cortesia, qua ci sono i giornalisti, qua c'è la tribuna, non dobbiamo andare a centrocampo. Allora, andiamo a consegnare la lanterna arbitrale di questa sera. Ritira il premio l'arbitro che questa sera ha diretto la gara e lo consegnerà al miglior arbitro del torneo, che è stato eletto Moreno Gigo. Grazie per quello che fate, componente essenziale del gioco del calcio. Grazie. Andiamo con le premiazioni individuali. Vince il titolo di capocannoniere del torneo, ha segnato 7 gol, giocava con la squadra del Portoviro, si chiama Viviani Filippo. Vieni qua, viene a premiare il miglior marcatore del torneo, il sindaco di Adriano del Polesine, Luisa Beltrame. Luisa, allora adesso arriva anche il premio, lo consegniamo al capocannoniere del torneo, quindi Pantofola, volo del torneo Santarato numero 14. Andremo a premiare in ordine il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista, il miglior attaccante, e da questi 4 uscirà anche il miglior giocatore del torneo. Partiamo con il miglior portiere del 14° Santarato, Casillo Francesco della società Rovigo. Lo premia ovviamente un portiere professionista, Luigi Simoni. Andiamo a consegnare il premio, complimenti, molto bravo. Rovigo Calcio, miglior portiere del torneo. Grazie. Miglior difensore del torneo. La squadra è l'Adriese, lui è Davide Tedeschi. Del torneo, numero 2 dell'Adriese. Andiamo a premiarlo come il miglior difensore del 14° Santarato. Miglior centrocampista del torneo, anche qui se lo aggiudica la società Adriese. Ho sentito i cori prima per Francesco Pasqua. Allora lo premia Aldo Serena, senti che onore che hai, ti premia un grande campione, un campione che ha attaccato campi incredibili. Francesco
tocca ancora a te Aldo, perché qui c'è un attaccante, tutti i gol che ne intendi, ne hai segnati tantissimi, lui si chiama Bruce William, gioca con l'Union Vis, lo premia Aldo Serena, vieni Bruce. Allora, maglia numero 9, immagino, eccolo qua, un grande attaccante, per un attaccante del futuro, miglior attaccante del torneo, e lui numero 9 della squadra Union Vis. Andiamo a consegnare il premio di miglior giocatore del 14° Memorial dedicato a Daniele Santarato. Lo vince Davide Bedeschi dell'Adriese, il premio lo consegna ancora una volta Aldo Serena. Aldo, e ti facciamo fare tanti chilometri, miglior difensore e miglior giocatore del torneo. Serena di testa non la prendevi sicuramente. Allora, e adesso ci sono le squadre da premiare, abbiamo visto i ragazzi che si sono distinti in questa speciale classifica. Fate un passo in avanti che facciamo la foto con venite qua al centro, ok? C'è anche il giocatore del Portoviro, eccolo qua, il capocannoniere del torneo. Una foto ricordo per questi 5 ragazzi che rappresentano Rovigo, Union Vis, Adriese e Portoviro. Sicuramente saranno i ragazzi del futuro sui campi di calcio, noi li auguriamo di categorie importantissime. Ora siamo alle squadre, la seconda classificata del 14° Santarato è la formazione dell'Union Vis. Complimenti ragazzi, premia il presidente dell'Arianese Sergio Cattin, venite qua al centro, ritira il capitano dell'Union Vis. Complimenti ragazzi, un torneo decisamente giocato ad ottimi livelli, anche questa sera avevate riaperto la partita, poi è andata con un secondo posto, sicuramente piazzamento d'onore. Complimenti ai ragazzi dell'Union Vis che arrivano da Lugano. E adesso siamo pronti per premiare la squadra vincitrice del 14° trofeo dedicato a Daniele Santarato, il 14°, e quindi finisce in bacheca di questo 14° torneo la formazione dell'Adriese. Grande Adriese! L'uomo maestro, il tecnico che ha guidato i ragazzi dell'Adriese a questa nuova vittoria, quindi la chiesa finisce la formazione dell'Adriese, viene a premiare la squadra dell'Adriese, vieni Mara Santarato, e come da tradizione consegna al capitano dell'Adriese il trofeo. Quindi il 14° Santarato si chiude con l'Adriese campione. Complimenti ragazzi, complimenti alla società adriese, complimenti a tutte le società che hanno per un mese alimentato questa grande passione di calcio qui ad Ariano nel Polesine, e adesso è ancora festa con i ragazzi della Gradinata Est e la squadra che ha vinto il Santarato. Io voglio ancora una volta ringraziare tutti voi che siete stati qui presenti in questa serata.